Buonasera, benchiatas a Novis e sarà in sede il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e base aeree di rivolte sabide per le prime di fiestis dal 60° compleanno des Frecis tricolore. La pattuglia acrobatica nazionale ha organizzato 2 dis di feste tra il show e mostri statichis dutuncum farcis armadis e grupps aeris d'ogni parte dal monte. 17.000 le persone che potranno entrare tra sabato e domenica in te base. Al Srestat Biel fa entraduccio, l'ha commentato il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, ma misure di sicurezza contro il Covid non hanno imponuto queste limitazioni. Per evitare che all'esterno de base gruppi di persone che non sedino si rivasse, ottigni il pass, la prefettura ha organizzato un cordone di sicurezza per un'area di 15 km quadrati attorno alle base. Per l'accesso sarà obbligatorio il Green Pass. E infettas 91 a fronte di più di 10.000 tamponi tra molecolari e antigenics e sono i numeri dal bollettino di andamento delle pandemie di Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Nessun decesso, intanto che vanno a nufli persone ricoverate in terapia intensive con 45 pazienti, un più di ieri, in che altri areas medicis. E saranno persone deboli con problemi di immunodepressione per subiesse ave in Friuli Venezia Giulia attaccante dai 20 di settembre la terza dose di vaccine. Lo ha confermato il presidente del Regione Massimiliano Federica. Osimprons e gli vaccini a son alla commentata desinsi dopo da quarti sull'estensione del Green Pass ai laboratori, ma dome se io ne scelte ciapade su una fonte di un intrattamento scientifico. Al vevin aggredite une anziane in strada e costringendole a entrare in chiesa durante restate imbavate e malmenate. I 3 aggressori sono stati arrestati da polizia di Pordenone queste mattine tra Friuli e Veneto. I 3, insieme a complici, avevano spietato la femmina fuori di chiesa che gli ha dato cultiano a fa un giro. La rapina non era la de buon fine, dome perché ieri arrivate a chiesa la fede femmine che ha costretto i laris a fuire. Tra i restati anche un uomo di 37 anni di Pordenone. E saranno comparati a che sbarade di via Carducci i più di 200 bossi chiatasi in un scovaccion a Trieste. Il chiaf de procure di Trieste, Antonio De Nicola, la sclarica il Malmaduri, ipotizza o esclude un collegamento in questo momento. Il puesto là che sono stati chiatasi non è lontano di là che sta una delle 2 famiglie di origine dal Kosovo, protagonisti de baruffe con sbarade succedute ai principi di settembre. E intervento recente di restauri dal mulino storico di Chiase Cocelle. Il macchinario è stato trasportato 20 volte in Sfa di Mayan. A Entfevelle il presidente dell'associazione dal museo Elia Tamai. Il mulino di Chiase Cocelle è di Mayan che era stata appunto disastrata dal terremoto e aveva bisogno anche di tagliare le strade eccetera e noi vendite partita che anzi si lasciò a disfallo, a mettere via i tox, a numeraio eccetera eccetera e dopo io vi importasse che io vi ricostruisco e vi fate il contenitore, no, che è no, di Pocont e in base a quello vi tornate a ricostruire. E come è un mulino che funziona? Certo, a funzione perché noi anche vi semenate blave di che tipiche furlane anche a vonderare e quindi facciamo un prodotto che è anche di qualità, però non viene nella zona per vendere, regalin e si distribuiscono tra di noi, eccetera. Qui hai finanziato il recupero dal mulino? Ma il recupero dal mulino ne fa parte di tutto il ragionamento dell'ecomuseo, del museo, che a suo tempo appunto è stato sostenuto dal Comune di Feagne. E è stata creata questa mattina la nuova sala polifunzionale dall'impianto sportivo Giacomo Centazzo di Vie De Roie a Udine, un intervento al costo di 200.000 euro. O sentante braurosa la sclarita il vice sindic Loris Michelini, perché queste erano opere spietate di decenni. Il locale ora al puesto ospitava una 60 di persone anche con disabilità.
e continuerà fin dal 17 settembre a Vergnadi, Reane dal Royale, il Simposio Internazionale di Sculture dal Friuli Vignesi Giulia. Arrivata ai 24esime edizione i Biot Scultors che rimi d'Italia, di Serbia, Argentina e Venezuela. Ho sentito Roberto Cossettini come presidente di Associazione Il Faro. Sin rivas in partenza dal Simposio di Sculture di Vergnà è stata un'iniziativa che sta contraddittorie e complesse per via del Covid, però finalmente si inca con gli artisti di tutti i bandi del mondo per fare questa 24esima edizione del Simposio Internazionale di Sculture che caratterizza il Royal in questo momento. La squadra degli artisti che noi abbiamo invitato è un gruppo coeso, collaborativo e pertanto da quel punto di vista dell'organizzazione i problemi si sono ridotti tantissimo e questo mi conforta assieme ai miei collaboratori perché veramente organizzare un simposio con la pandemia in corso è veramente problematico. E se arrivasse al sport, Paolo Tame e Daniele Gigante di Codroip sono i News Campions d'Italia Senior di Balis. La Cubia ha vinto il titolo domenica in finale dal torneo nazionale. Sono stati 2 dis plens di entusiasmo la di Gigante, che è anche il presidente appassionato dal Zuc di Balis di Codroip. Un risultato speciale per la nostra associazione, che è più vecchia dopo il ballon a Codroip. E alla ridotta anche per Osgnot, grazie ad ascolto e Silvio Dendoman. Mandi.